Io avevo lanciato l'idea del piano straordinario per la sicurezza, dove mettere insieme intorno al tavolo prefetto, questore, polizia municipale, ma anche costruttori, no, veneti, di telecamere, di sistemi, diciamo, di sicurezza. 50 telecamere in tutta la città, il costo di manutenzione annuale di 7.000 euro. Il mio interesse è questo: richiedere ovviamente al governo più mezzi per le forze dell'ordine, e questo è il minimo, e poi però concorderò insieme a tutti i sindaci dei comuni dove ovviamente ci sono episodi di delinquenza più frequenti, di attuare sistemi di telecamere con delle risorse che andrò a trovare dalla sburocratizzazione della macchina regionale. Questo sarà il piano. Secondo me la risorsa principale sono i giovani, quindi ti dovresti un po' concentrare su Certo. Sono stati resi pubblici dei dati sulle liste d'attesa e sono stati nascosti quelli che manifestavano delle problematiche enormi, tant'è che abbiamo tutto il Veneto orientale, il cui 80% dei cittadini va a curarsi in Friuli Venezia Giulia. Mi raccomando. Grazie mille, grazie. Burocrazia, tutto spiano, 3 anni per avere dei permessi per fare un capannone. Chi viene a investire qua? Se non ti arrabbi vuol dire che hai perso la speranza, no? Invece devi continuare ad arrabbiarti, è giusto. Noi abbiamo bisogno di lavorare, ora se c'è il lavoro uno può assumere. Siccome di poteri ne ha e anche di risorse ne ha, basta decidere dove mettere le risorse, basta sempre dire gli altri per coprire le responsabilità. Ho proprio piacere di stringere le mani di chi lavora. La Regione Veneto deve avere lo stesso concetto di onestà che è richiesto ai cittadini veneti, perché la disonestà è l'unica arma che ha chi non ha più carte da giocare. Hanno distrutto il modello di integrazione sociosanitaria che faceva del Veneto un modello unico in Italia, non garantisce servizi di prossimità. Per la sanità il governo centrale dà al Veneto 8 miliardi e mezzo. Luca Zaia, che è bravissimo a raccontarli, di 83 milioni di euro che l'Europa ha dato al Veneto per un progetto che si chiama Garanzia Giovani, ne ha speso uno quando regioni come la Lombardia e l'Emilia Romagna hanno già esaurito il fondo, generando occasioni e posti di lavoro. L'Europa dirà a Zaia: caro Zaia, adesso tu mi restituisci gli 80 milioni che non sei stato capace di spendere. Zaia darà la colpa all'Europa, perché non è mai la sua responsabilità. La ripartenza non la fa Alessandra Moretti da sola, la facciamo tutti noi.